Fedagri Veneto, la Federazione delle aziende agroalimentari di Confcooperative, ha organizzato un convegno alla Corte Benedettina di Legnaro nel Padovano per presentare il nuovo consorzio di tutela dei vini DOC delle Venezie. L'organismo metterà assieme la maggior parte dei produttori del Pinot Grigio del Triveneto. Parliamo di 24.000 ettari di terreno coltivato, oltre 3 milioni di quintali di uva e 370.000 ettolitri di vino. Il 45% del Pinot Grigio in Veneto è fatto da realtà cooperative. Allora intanto bisogna dare dei dati che dimostrino cos'è la cooperazione vitivinicola del Veneto. Allora, in base al censimento c'erano 38.000 aziende nel Veneto, e alla cooperazione vitivinicola del Veneto, che è fatta da 41 cooperative, partecipano più di 20.000 soci. Quindi vuol dire che noi siamo una realtà assolutamente presente, diffusa e assolutamente tale da rappresentare la vitivinicoltura del Veneto, con quasi più del 50% del vino che viene lavorato nel Veneto. Questa realtà è una realtà che determina ovviamente un effetto importante sul mercato, perché lei deve tener conto che più del quasi il 60% delle cantine, le nostre cantine, ha fatturati sopra i 30 milioni. Quindi sono delle realtà importanti che diventano assolutamente degli interlocutori validissimi, soprattutto per quella che è la grande distribuzione, e non è un caso che il Veneto sia tra le regioni con il maggior volume di esportazioni sul mercato mondiale, dove chi dominano sono la distribuzione moderna, quella che si chiama la GDO. Allora, concentrazione, aggregazione, questa è la realtà che siamo riusciti a costituire in tanti anni, e una presenza sul mercato che diventa sempre più forte. Non solo, ma a questo si aggiunge un'altra realtà importantissima, che sono quelle dei consorzi di tutela. I consorzi di tutela nei quali la possibilità di avere un riconoscimento del Ministero come tutela, e non solo ma come tutela, ma anche come quella che si chiama la funzione erga omnes, cioè la capacità di intervenire anche su coloro che non sono soci, condizionando e stabilendo dei limiti alla loro azione, avviene quando ci siano delle rappresentanze significative, e chi può assicurarle è certamente la cooperazione. La sala affollata della Corte Benedettina testimonia l'interesse attorno a questo progetto, che coinvolge 3 regioni: Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. È un momento importante per tutti noi, per la cooperazione e per il Pinot Grigio in generale. Voi sapete che rappresentiamo come 3 Venezie l'85% della produzione nazionale di Pinot Grigio e siamo di conseguenza i primi produttori al mondo. Dobbiamo essere consci di questa forza intrinseca, di questi numeri che ci danno una grandissima responsabilità, la danno in primis alla cooperazione, perché è chiaro che il gruppo delle cooperative trentine, venete e friulane fa la parte del leone in questo caso, no? Quindi la responsabilità dei numeri è un onere ed un onore che spero con questo consorzio riusciremo a portare avanti adeguatamente, mi auguro. Quello della vitivinicoltura è un settore che ha raggiunto traguardi insperati grazie al successo sui mercati mondiali del Prosecco, e sul quale il mondo della cooperazione ha molto da dire. A livello complessivo la cooperazione è oltre l'8% del fatturato della nostra regione, e nell'agricoltura, tema specifico di questa giornata, è fondamentale la presenza del mondo della cooperazione. Le superfici che vengono messe aziendali in Veneto sono relativamente piccole, e quindi è fondamentale avere uno strumento che metta assieme e dia la possibilità anche a chi ha fondi relativamente estesi di poter competere sui mercati. In più la trasformazione: il vino nasce dall'uva e l'uva va trasformata all'interno di cantine che siano moderne, che siano attrezzate in maniera sufficiente, e poi i mercati vanno aggrediti con politiche di marketing all'altezza della sfida, e questo la cooperazione mette nelle condizioni appunto tantissima gente che opera e vive dell'agricoltura di poter resistere e produrre reddito. Soddisfazione è stata espressa da parte dell'assessore regionale all'agricoltura del Veneto, Giuseppe Pan.
Guardi, io ho definito la coltivazione del vino nel nostro Veneto come la coltivazione più popolare, in quanto le dimensioni di un'azienda vitivinicola è di 2,5 ettari, 3 al massimo, e quindi estremamente diffusa. È una coltivazione che dà un buon reddito e quindi, come ho definito oggi agli amici della Cooperazione del Veneto, che ha circa 25.000 soci in questo settore, è meglio tenere i soldi sui campi, investire sui campi, che tenerli nelle banche, quindi sicuramente un reddito importante che viene riversato a grandi strati della nostra popolazione. Ad oggi, su 41 cantine cooperative socie di Fedagri, sono già 29 quelle che hanno dichiarato la volontà di aderirvi. Ed è solo l'inizio.